denuncia di una famiglia trevigiana: gli organizzatori di un evento al Teatro Accademia di Conegliano impediscono l'ingresso alla figlioletta di 1 anno. I bambini piccoli danno fastidio, questa è la motivazione. Dramma a Ormelle, una ragazza di 22 anni soccorsa per strada in gravi condizioni dopo essere precipitata dal balcone. Prima notte in un vero letto per i giovani stranieri sgomberati dal Parc dal Negro e campati per protesta sotto i portici di via Municipio. Il benefattore resta anonimo e dice stupito dalla cattiveria della gente. Rita è furiosa per questioni di confine, 70enne tenta di investire il vicino di casa con una ruspa, cade a paese, l'uomo arrestato dai carabinieri. Aggredita e minacciata di morte in cimitero mentre va a trovare il compagno morto in un incidente stradale. Oggi un 53enne è stato per questo condannato a 7 mesi di reclusione. Mattinata di incidenti della Marca, Olmi, camion prende fuoco in corsa affrontando una rotatoria, colonna di fumo e traffico in tilt, autocisterna ribaltata invece a Loria. Sulle polemiche seguite la consegna del cappello alpino ai volontari di Milano Cortina, interviene un duro post sui social, il presidente dell'ANA non è a discrezione dell'associazione, dice. Finale scudetto di pallavolo, seconda chance per aggiudicarsi il titolo questa sera per le Pantere dell'Imocco Conegliano, avanti 2-1 nella sfida contro Milano. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso è dunque in primo piano una vicenda che arriva da Conegliano. I bambini piccoli danno fastidio agli altri spettatori. Con questo motivo gli organizzatori di uno spettacolo al teatro di Conegliano hanno vietato l'ingresso a una bimba di 14 mesi, rovinando la serata a tutta la famiglia che ha denunciato questo episodio ai nostri microfoni. Noi ieri sera dovevamo andare a Conegliano a vedere uno spettacolo, io, mia moglie e le mie 2 figlie, una di 9 e una di 1 anno e 2 mesi, ma alla richiesta di se potevamo portare la bambina piccola ci è stato detto di no perché poteva recare fastidio, piangendo e quant'altro. Hanno acquistato 3 biglietti, totale 130 euro per lo spettacolo del comico Francesco Cicchella al Teatro Accademia di Conegliano, ma alla serata di divertimento non ci sono potuti andare perché gli organizzatori hanno impedito alla famiglia residente a Carbonera di accedere alla sala portando con sé la figlioletta di 14 mesi. I bambini di quell'età danno fastidio, questo si sono sentiti dire i genitori, che a quel punto hanno rinunciato allo show, così come l'altra figlia di 9 anni. Mamma e papà hanno scoperto di non poter far entrare la bimba giusto perché per scrupolo hanno chiamato l'organizzazione per sapere se in sala potevano accedere con il passeggino. Di non poter portare bimbi piccoli non era stato specificato da nessuna parte. Comunque posso capire se fosse stata un'opera, una roba del genere, però insomma dei comici che vedi anche in TV su Zelig che comunque partecipano bambini e quant'altro, non mi sembrava il caso di dire una roba del genere. Bambini considerati non delle persone, degli spettatori come gli altri, ma un fastidioso intralcio. Sono andato a varie manifestazioni perché cerco sempre di portare i figli ovunque senza lasciarli dai nonni. Sono andato allo stadio a Monigo a vedere la partita del Benetton Rugby e la bambina era sempre stata ben voluta. E su varie manifestazioni io me la porto sempre dietro, però si vede che al teatro, che tanto si lamentano che non vanno i giovani, li bloccano già da bambini. Alla coppia non è rimasto altro da fare che inviare un'email con richiesta di rimborso, ma ancora non ha ricevuto risposta. Sì, voglio il rimborso, però non è tanto quello, è proprio vagli a spiegare a una bambina di 9 anni, sì, guarda, non siamo potuti andare perché la sorellina che hai tanto voluto ti ha proibito di andare al teatro perché c'è gente che non vuole i bambini a teatro. La cronaca, una giovane di 22 anni di nazionalità indiana è stata trovata ferita sul marciapiede da un passante che ha subito chiamato i carabinieri. Il dramma a Ormelle, la ragazza è stata portata in ospedale in condizioni serie, ha riportato la frattura del bacino. I militari dell'Arma hanno sentito i familiari e i vicini della ragazza. Potrebbe trattarsi di un gesto volontario, ma le indagini sono ancora in corso. La 22enne è stata portata in ospedale a Treviso. Le condizioni sono serie, fortunatamente non è in pericolo di vita. Torneremo alla cronaca fra poco, ma dobbiamo anche parlare della vicenda dell'imprenditore che tramite Mirella Tuzzato ha deciso, lo abbiamo raccontato ieri, di pagare vitto e alloggio in alcune strutture alberghiere ai migranti che erano stati sgomberati dal Parc dal Negro ed erano finiti a dormire sotto i portici per proteste, innescando poi la polemica politica. I migranti hanno trascorso la prima notte su un letto, intanto in queste ore
non è mancato l'odio social nei confronti dell'imprenditore, che resta per sua volontà anonimo, e nei confronti anche della stessa operazione, e c'è l'amarezza dell'imprenditore che dice: non pensavo ci fosse tanta cattiveria. Li ho sentiti questa mattina alle 7:30, erano veramente contenti perché finalmente avevano dormito su un letto, perché hanno dormito su un letto. Un pasto caldo, un bagno a disposizione, la prima notte in un letto, vestiti puliti con cui andare al lavoro l'indomani. Per gli 11 giovani stranieri che si erano accampati sotto i portici di via Municipio, molti dei quali in precedenza allontanati dal Parc dal Negro, una parentesi di normalità, sebbene la bufera politica continui e il futuro rimanga incerto. Li abbiamo intercettati tutti. Tramite loro, naturalmente sono loro che si chiamano, che si parlano, e il problema è che molti hanno paura, molta paura, perché hanno perso i documenti. Anzi, io vorrei anche lanciare un appello: se qualcuno sa di questo zaino con questi documenti di questo ragazzo che è veramente demoralizzato di più, di riportarglielo. Una settimana di vitto e alloggio offerta da un imprenditore che si è rivolto a Mirella Tuzzato, presidente dell'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, giudicando inaccettabile il grado di disperazione di questi migranti. Lui, quando ha sentito questo ragazzo che ha detto "se questa è vita voglio morire", lui mi ha chiamato, ha detto: io non posso sentire questa frase su un ragazzino, un ragazzo giovane, potrebbe essere mio figlio, mio nipote, e non dare la possibilità a questo ragazzo di dire: guarda che ci sono anch'io, che posso aiutarti. Proverò una settimana quello che posso fare, ma spero che altri lo facciano. Imprenditore che continua a mantenere l'anonimato non tanto per modestia quanto per paura, dice, di ritorsioni, perché il clima intorno al tema accoglienza, quello politico ma anche quello sociale, rimane infuocato. Lo dimostrano i violenti messaggi che gli sono stati indirizzati via social. Di qualche frase sua. Che non pensava ci fosse così tanta cattiveria, che ce ne fosse sì, ma così tanta cattiveria e ignoranza, ecco, non se l'aspettava. Una goccia nell'oceano, continua a definirla Mirella, che a qualcuno però dà fastidio e che qualcun altro considera di fatto inutile. L'imprenditore, che non so chi sia, un imprenditore anonimo, io lo ringrazio perché per una settimana darà speranza a questi ragazzi. Ma finita la settimana... Che si fa? Cioè, come dire, dopo? È questo il tema, no? Intanto cominciamo da questa settimana e poi vedremo, perché se cominciamo a dire sempre ma ce ne saranno altri, ma intanto cominciamo con questi 11 e poi vediamo. Soluzione accolta con favore anche dalla diocesi, che malgrado il duro attacco ai parroci che hanno difeso i migranti ha evitato di polemizzare con il comune. Lei sta già pensando a come fare dopo questa settimana? Io intanto cercherei lavoro a questi ragazzi che mi hanno detto: uno fa il saldatore, uno fa il giardiniere, uno è muratore, altri 4 lavorano i campi, perciò sanno fare la raccolta. Ecco, vorrei capire, adesso mi informerò con chi di dovere, come fare per aiutare questi ragazzi a trovare un lavoro. E poi la sistemazione, a mio avviso, la troviamo. Basta unire le forze, ecco, che le associazioni non rimangano divise, che la Chiesa unisca. Ecco, e che gli amministratori devono capire che anche loro devono fare un grande tavolo con chi di dovere, con le persone competenti che hanno nel loro territorio. Lancio il mio appello, no, a tutti quegli imprenditori che fanno uso della manodopera di queste persone durante il giorno, che se di giorno sfrutti la loro manodopera, fai lo sforzo di dar loro l'ospitalità. A proposito di migranti, c'è il sì incassato al DL sicurezza alla Camera, il sì alla fiducia alla Camera, dove però resta teso il clima a causa anche del controverso premio agli avvocati per i rimpatri. Lo scontro resta aperto. Venerdì è previsto un Consiglio dei Ministri proprio per correggere la norma migranti, ma c'è chi difende invece anche questa scelta, come ad esempio l'avvocato Luciano Meneghetti, che parla di questo anche dopo la lunga esperienza negli uffici immigrazione delle questure di Treviso e di Venezia. La polemica relativa al compenso previsto dalla nuova norma del decreto sicurezza relativa ai rimpatri assistiti, che prevede il compenso per l'avvocato che assiste alla pratica amministrativa, mi è sembrata un po' eccessiva. Mi pare che forse degli aspetti dovrebbero andare un po' rivisti nella polemica. Ho sentito delle frasi: viene intaccata l'autonomia dell'avvocato, che non è più autonomo, indipendente nella strategia difensiva, che viene in conflitto di interessi con il cliente. Ma
qui stiamo parlando di un procedimento amministrativo chiesto e voluto dall'immigrato, non stiamo parlando di un processo penale. L'avvocato Luciano Meneghetti, già dirigente della Polizia di Stato, con una lunga esperienza di 11 anni nel settore dell'immigrazione, non ritiene fondata la polemica nata attorno alla norma del decreto sicurezza. Secondo Meneghetti, infatti, si tratta di una disposizione che va letta in modo più equilibrato, non penalizza i migranti, ma al contrario si inserisce in un quadro già previsto da una normativa europea in vigore da oltre 15 anni che disciplina il rimpatrio volontario assistito. L'immigrato rimane nel CPR, quindi l'immigrato ha interesse proprio e ha bisogno dell'assistenza di un legale che sia pagata per poter diminuire il proprio trattenimento, i propri mesi in cui langue in un CPR. Per l'ex dirigente la misura rappresenta uno strumento utile proprio a garantire maggiore tutela a chi decide liberamente di rientrare nel proprio paese, assicurando assistenza legale e procedure più chiare. Di conseguenza le critiche appaiono sproporzionate rispetto alla reale portata della norma. Perché sembra che l'alternativa al rimpatrio volontario sia restare in Italia con casa e lavoro. La normativa invece è diversa. La normativa dell'irregolare ha due alternative: o il rimpatrio forzato, con la possibilità di restare mesi e mesi dentro un CPR, o il rimpatrio volontario incentivato. Quindi è da qui che noi dobbiamo partire, altrimenti non si comprende il perché di questa norma che ha fatto il legislatore. E adesso la cronaca, una lite furiosa per questioni di confini porta un 70enne, pensate, a tentare di investire il vicino di casa con una ruspa. L'uomo è stato bloccato dai carabinieri. È salito su una ruspa, poi ha tentato di travolgere il vicino di casa con il quale aveva appena avuto l'ennesima lite. È accaduto in Via Verdi a Paese, un rancore covato da tempo per motivi legati a questioni di confine, una discussione accesa iniziata nel pomeriggio che ha rischiato di finire in tragedia. Un 70enne, ad un certo punto accecato dalla rabbia, ha preso la ruspa e senza pensarci due volte ha tentato di investire il vicino di casa, un 50enne di origini albanesi. Il pensionato, per fortuna, non è riuscito nel suo intento, ma ha danneggiato una piattaforma che era presente nella proprietà del 50enne, dove sono in corso alcuni lavori edili. La vittima dell'aggressione, spaventata dalla reazione del vicino, ha subito allertato le forze dell'ordine. In pochi minuti sul luogo è intervenuto un'auto dei carabinieri. I militari hanno tentato di calmare gli animi e riportare la situazione alla normalità, ma il 70enne, furibondo, si è scagliato anche contro i carabinieri, aggredendoli con spintoni e calci. Per lui è scattato l'arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'anziano, difeso dall'avvocato Simone Guglielmin, è comparso davanti al giudice per il processo per direttissima. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice Iuri De Biasi ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di firma giornaliera presso i carabinieri di Paese. Il processo invece è stato aggiornato al prossimo 26 settembre. Le indagini sull'assalto alla villa dell'imprenditore Fabio Gallina a San Zenone degli Ezzelini. Le fascette utilizzate per immobilizzare l'imprenditore sono state inviate al RIS a caccia di tracce biologiche. I banditi, secondo gli inquirenti, sapevano bene dove era la cassaforte. Indagini serrate dei carabinieri alla ricerca della banda che ha picchiato e rapinato l'imprenditore Fabio Gallina, ex proprietario di Forno d'Asolo. Malviventi che hanno tentato di coprire ogni traccia, non sprovveduti ma attenti a non lasciare indizi, tanto che prima di fuggire hanno spogliato la vittima e si sono portati via i vestiti temendo di aver lasciato delle impronte. Non solo, ma hanno anche spruzzato il contenuto di vari estintori nelle stanze dove sono passati per arafare quanto potevano. I militari dell'Arma hanno inviato le fascette utilizzate per bloccare le mani del 62enne al RIS di Parma alla ricerca di eventuali tracce biologiche, anche se pare che i banditi indossassero dei guanti, volto coperto da sciarpe, hanno agito senza esitazione. Indagini dei carabinieri per verificare se gli estintori o le fascette i malviventi le avessero portate o prese da qualche cantiere della zona. L'imprenditore avrebbe sentito solo qualche parola da parte dei malviventi: non muoverti, stai giù, non guardare. L'ipotesi è quella di una banda di trasfertisti, probabilmente di italiani. L'imprenditore è ancora sotto shock, tumefatto dai colpi ricevuti al volto e al torace,
chiuso nella sua villa, nel silenzio. I militari intanto continuano i sopralluoghi e gli accertamenti. La vittima sarebbe rimasta a terra ferma per una trentina di minuti. Poi, dopo la fuga della banda, è riuscita a liberare le gambe che gli erano state legate con il guinzaglio del cane. Così è riuscito ad andare nella pizzeria poco distante dalla villa e a chiedere aiuto. Un colpo che ha fruttato ai banditi 20.000 euro e una pistola che si trovava nella cassaforte trovata in poco tempo. Non solo, ma hanno anche portato via vari oggetti recuperati nelle stanze. Aggredita e minacciata di morte in cimitero mentre va a trovare il compagno morto in un incidente stradale. Per questo oggi un 53enne è stato condannato a 7 mesi di reclusione. Il compagno morto in un incidente stradale nel 2019, l'auto tamponata da un tir nulla da fare per l'uomo che muore sul colpo. La fidanzata, ora 44enne, rimane sola con la bambina, ma alla tragedia si somma anche una violenta diatriba con la famiglia di lui che sfocia in un'aggressione fisica e verbale. La donna viene avvicinata dal fratello della vittima nel cimitero proprio mentre stava andando a mettere i fiori nella tomba del compagno. Purtroppo in quel contesto c'è stata una discussione che è degenerata e l'imputato ha minacciato gravemente di morte la mia assistita e l'ha strattonata, l'ha presa per i capelli, insomma, e la signora poi è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso e ha avuto anche successivamente un periodo abbastanza lungo di stress che le hanno provocato anche dei disturbi a livello anche di ipertensione, cardiaci e così via. La donna esasperata dalla situazione ha deciso di sporgere denuncia. In tribunale a Treviso l'imputato, un 53enne, è stato condannato a 7 mesi di reclusione, pena sospesa al pagamento di una provvisionale di 5.000 euro e al risarcimento del danno. Una vicenda drammatica nata dopo la morte del fidanzato a seguito di incomprensioni in ambito familiare. Che però poi ha avuto questo bruttissimo epilogo in un luogo che ovviamente è riservato per il raccoglimento, per la preghiera, quindi un luogo che mai dovrebbe essere utilizzato per fatti così gravi. Probabilmente l'avvocato dell'imputato ricorrerà in appello. Sempre dal tribunale parliamo del delitto di Castelfranco, l'omicidio fuori dalla discoteca Baita al Lago. Taha Bennani resta in carcere, la Corte d'Assise respinge l'istanza presentata dalla difesa, non sarebbero emersi elementi in suo favore tali da essere un presupposto alla modifica della misura cautelare, dunque negati i domiciliari. Il 22enne è accusato insieme al connazionale 19enne Badr Rouagi dell'omicidio di Lorenzo Cristea, avvenuto, lo ricorderete, la mattina del 4 maggio 2025 in via Pagnana a Castelfranco. Entrambi devono rispondere anche di tentato omicidio di un altro ragazzo coinvolto nella rissa fuori dalla discoteca Baita al Lago. Il processo per la morte di Cristea inizierà il prossimo 19 giugno. Davanti alla Corte d'Assise dovranno comparire anche gli amici della vittima accusati di rissa aggravata. Un'operazione importante della Guardia di Finanza a livello regionale, la Guardia di Finanza di Venezia, ma a livello regionale, per recuperare oltre 250.000 euro di bolli non pagati sugli aeromobili privati. Oltre 200.000 euro, per l'esattezza 254.746 soldi recuperati al termine dell'operazione Sky Clear condotta dalla Guardia di Finanza di Venezia. Si tratta di denaro proveniente dalle imposte erariali non versate sugli aerei privati. I controlli delle Fiamme Gialle hanno riguardato circa 120 velivoli basati in Veneto, analizzando i dati di 48 tra aeroporti minori e aviosuperfici. Dalle verifiche sono emersi 19 proprietari irregolari, inclusi i soggetti con aeromobili immatricolati all'estero ma utilizzati stabilmente in Italia. Gli accertamenti si sono concentrati sull'imposta prevista che disciplina il pagamento della tassa sul possesso di aeromobili. Il panico per una alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, il traffico in tilt, il camion avvolto dalle fiamme lungo la rotatoria a Olmi di San Biagio di Callalta. Guardate le immagini.
Paura a San Biagio di Callalta, dove in mattinata, improvvisamente, nella grande rotatoria di Olmi, sulla Postumia Ovest, un camion pubblicitario ha preso fuoco ed è stato completamente distrutto dalle fiamme. A dare l'allarme gli automobilisti che seguivano il mezzo pesante e che sono riusciti a segnalare all'autista il fumo e le fiamme che uscivano dal cassone. L'uomo ha accostato il mezzo ed è uscito subito dalla cabina mettendosi in salvo. Immediatamente sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale, i pompieri con un mezzo e l'autobotte per l'approvvigionamento idrico che hanno domato le fiamme con estintori e acqua, impedendo che l'incendio si propagasse alle aree circostanti. Nel frattempo la polizia locale gestiva il traffico, andato in tilt per un paio d'ore con le auto e altri camion tenuti a distanza fino all'arrivo del carro attrezzi che ha rimosso la carcassa. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Nella Marca è stata una mattinata di passione per questo tipo di interventi, non solo dunque il camion incendiato a San Biagio di Callalta, qualche ora prima le pesanti ripercussioni al traffico anche a Loria in via Callalta, questa volta per un'autocisterna carica di sostanze chimiche che si è ribaltata intorno alle 10 per caso in fase di accertamento. Illeso l'autista, l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Castelfranco con il nucleo NBCR ha evitato che lo sversamento dei 19.000 litri di isocianato appunto portasse a gravi problemi di sicurezza. Le squadre impegnate sul posto hanno svolto assistenza a una ditta privata che si è occupata del travaso della sostanza e il recupero della cisterna ribaltata. Sul posto anche la polizia locale appunto anche per dirigere appunto il traffico andato in tilt per queste operazioni di sicurezza. Al Nervese della battaglia invece l'amarezza del titolare di un'azienda agricola per il suo campo di asparagi devastato dai vandali in auto. Centinaia di piante di asparagi tranciate di netto dai vandali che hanno calpestato con un'auto 130 metri di coltivazioni, mandando in fumo l'intero raccolto. Rabbia e amarezza per la famiglia Benedetti, che gestisce da generazioni l'azienda agricola Penacio ad Us di Nervesa della Battaglia e che coltiva prodotti stagionali. L'amara scoperta al momento di raccogliere gli asparagi, tutti da buttare. Un campo difficile da raggiungere al termine di una lunga strada sterrata tra serre e vigneti, un gesto violento sul quale indagano i carabinieri. Quando siamo arrivati per raccogliere gli asparagi, abbiamo notato subito che non c'era la solita misura, diciamo, e quando siamo arrivati in testa al campo abbiamo cominciato a vedere il segno bianco, invece di vedere le punte bianche si vedeva il segno. Abbiamo camminato su e giù e abbiamo visto il segno delle ruote. Un gesto vandalico che compromette il raccolto di alcuni giorni, impossibile recuperare, lavorare e vendere il prodotto al mercato di Treviso, dove i Benedetti si recano durante la notte. Hanno rovinato gli asparagi che comunque si buttano, germinano ancora, però per 2 o 3 giorni e dopo è il disprezzo del cibo, della roba da mangiare per terra. Non è per i soldi sempre, è per il gesto che speriamo sia la prima e ultima volta per noi, per tutti quelli che lavorano. Si lavora tutto l'anno per il mese e mezzo, 2 di raccolta e quindi dispiace ancora di più. Difficile capire il motivo del gesto, saranno i carabinieri a indagare, cercando di risalire i responsabili, magari utilizzando le immagini delle telecamere che si trovano lungo la strada principale. Intanto la famiglia Benedetti si rimbocca le maniche cercando di recuperare nei prossimi giorni gli asparagi persi e inutilizzati. Pochi istanti di pubblicità, poi torniamo a parlare del caso Alpini. Di nuovo in diretta il telegiornale di Treviso. In questi giorni non si placano le polemiche, le tante polemiche anche e soprattutto sui social per quanto riguarda il cappello alpino donato ai volontari che hanno prestato servizio alle Olimpiadi di Milano Cortina, e proprio sui social risponde con un duro post il presidente nazionale dell'ANA, Favero. Il
cappello alpino non è una discrezione dell'ANA. Lo scrive a chiare lettere il presidente delle Penne Nere, Sebastiano Favero, che in un lungo post su Facebook esprime grande stupore per i tanti anche violenti commenti sull'argomento. Chi è stato arruolato tra gli alpini, anche se poi transitato in altre componenti, ricorda Favero, il cappello lo ha ricevuto col vestiario e lo ha tenuto con pieno diritto di usarlo secondo le regole dello Stato Maggiore della Difesa. Lo stesso vale per i volontari partecipanti alla cosiddetta mini naia e nella medesima condizione, avendo partecipato al corso nel centro addestramento alpino, si trovano anche i volontari delle Olimpiadi. Avere il cappello alpino legittimamente ottenuto, sottolinea ancora Favero, non equivale al diritto di essere soci alpini dell'ANA, situazione che prevede un minimo di 60 giorni di servizio in reparti alpini. Tutti gli altri possono solo essere associati con la qualifica di aggregato o amico. L'ANA, ribadisce il presidente, pur esprimendo enorme riconoscenza, non può consegnare il cappello alpino a meritevolissimi volontari aggregati o amici e neppure a quelli che si sono messi a servizio della popolazione in fatti emergenziali. Favero respinge il tentativo di boicottaggio dell'imminente adunata nazionale di Genova e chiede scusa ai tantissimi aggregati amici dell'ANA che avranno pensato di essere considerati come negletti o figliastri. Lo sport, il volley femminile con la Prosecco Doc Imocco Conegliano che ci riprova questa sera a Milano, in programma alle 20:30, gara 4 di finale scudetto con le ragazze di coach Daniele Santarelli che incontreranno la Numia Vero Volley della ex Paola Egonu, con Conegliano avanti 2-0 nella serie. Le milanesi 3 giorni fa hanno rovinato, lo sappiamo, la festa scudetto al Palaverde. Oggi l'Imocco ci riprova, seconda chance per chiudere la pratica a campionato e pensare all'appuntamento di Coppa tra 10 giorni a Istanbul, ma non si preannuncia nemmeno quella di stasera una partita facile. Vedremo come andrà. Conegliano è in attesa ovviamente di festeggiare con le Pantere. Diverso il discorso, diverso l'impegno del Benetton Rugby, che ormai va a chiudere una stagione che non può dare altro, però c'è da onorare l'impegno soprattutto a Monigo, l'ultimo impegno di campionato a Monigo sabato contro il Leinster. Nel giorno del rinnovo del contratto fino al 2029 per Tiziano Pasquali, pilone dei Leoni con 152 presenze, record tra i giocatori in attività, il Benetton Rugby si lecca le ferite dopo la sonora sconfitta casalinga con Munster e sa di non aver tempo per le recriminazioni. Mancano 3 giornate alla fine del campionato e sono tutte montagne da scalare. Sfumato l'obiettivo playoff, c'è da raccogliere le energie per affrontare sabato in casa gli irlandesi del Leinster, una corazzata ai vertici europei e mondiali. Sappiamo che la disciplina contro il Leinster è molto importante, perché loro, diciamo, quando entrano nei nostri 22 sono sempre molto pericolosi e escono sempre con punti, quindi noi dobbiamo stare sul pezzo per tutti gli 80 minuti per cercare di non farli entrare. Lorenzo Cannone è stato tra i migliori con l'Italia durante 6 nazioni concluso a marzo. Dopo un breve riposo, ora è di nuovo un punto di riferimento per il Benetton. Dopo queste nazioni ho avuto un buon minutaggio e diciamo migliorare si migliora sempre, bisogna sempre lavorare su tutti i piccoli dettagli, diciamo, e questo non si ferma mai, quindi ogni allenamento, ogni minuto che c'hai cerchi di lavorare al meglio. La prossima settimana poi, per concludere la stagione, ci sarà la trasferta in Sudafrica, lunga e impegnativa. 2 le partite in programma, avversari i Bulls di Pretoria e gli Sharks di Durban. Ma prima, sabato 26 aprile, c'è da onorare il pubblico di Monigo. Gli irlandesi lavorano tanto, fanno veramente un work rate alto e se li lasci un briciolo di spazio se lo prendano, quindi noi bisogna affrontarli per tutti gli 80 minuti e più che altro finire, diciamo, l'ultima partita in casa positivamente per tutti gli spettatori e per gli ultimi giocatori che giocheranno in casa. Adesso noi andiamo nel Bellunese. Bellunese, dove cresce la polemica sui conti della Fondazione Milano Cortina 2026. Secondo l'associazione ambientalista Mountain Wilderness, il debito accumulato per l'organizzazione dei giochi non dovrebbe ricadere sulle casse pubbliche.
Sono oltre 300 milioni di euro di debito, secondo le prime stime, quelli accumulati dalla Fondazione Milano Cortina 2026 per la gestione dei giochi invernali. Una cifra che secondo Mountain Wilderness potrebbe crescere ulteriormente con la chiusura del bilancio e che per l'associazione non sarebbe una novità. Non è una sorpresa, eravamo a conoscenza di una situazione importante e adesso pensiamo sia venuto allo scoperto solo una prima parte del debito. Dobbiamo attendere il bilancio di fine 2026 per avere una completezza di informazione. L'associazione punta il dito contro un modello di gestione che a suo dire scaricherebbe i costi sugli enti pubblici, nonostante la fondazione operi come soggetto di diritto privato. Secondo Mountain Wilderness, infatti, lo Stato e gli enti territoriali avrebbero già messo a disposizione centinaia di milioni di euro, mentre una parte consistente dei ricavi deriva da sponsor, diritti televisivi e contributi del Comitato Olimpico. È vero che i soci fondativi sono pubblici, è vero che le nomine della fondazione sono tutte nomine politiche, pubbliche, quindi però è inconcepibile che lo Stato vada a ripianare debiti così consistenti di un ente privato. A nostro avviso vanno richiamati ai loro doveri chi ha amministrato la fondazione. Teniamo presente che stiamo parlando solo della gestione dei giochi olimpici, non delle opere. Bene, andiamo a richiamare questi e devono pagare loro di persona. Mountain Wilderness auspica l'intervento della Corte dei Conti per verificare la legittimità dell'utilizzo di risorse pubbliche e accertare eventuali responsabilità nella gestione. Abbiamo il sentore che la Corte dei Conti sia già attivata su questi percorsi. Chiediamo che l'analisi sia approfondita, però rimane incomprensibile come nel nostro Paese i debiti dei privati debbano venire coperti con fondi pubblici quando abbiamo bisogno di fondi per la montagna, per la sanità, per il mondo dell'istruzione, della cultura. Da una parte la sicurezza, dall'altra la sostenibilità energetica. Parliamo dei nuovi investimenti importanti sull'illuminazione pubblica a Feltre. Strade più illuminate, più sicure e anche più sostenibili. A Feltre la rivoluzione della pubblica illuminazione è già realtà. Dal 2024 il Comune ha avviato insieme a City Green Light un progetto di riqualificazione che ha portato alla sostituzione di oltre 3.100 punti luce con tecnologia LED di ultima generazione. Un intervento che ha consentito di ridurre i consumi energetici di oltre il 55% e di evitare ogni anno le emissioni di circa 187 tonnellate di anidride carbonica. Numeri che collocano la città tra le più attente alla transizione ecologica. Ma non solo, ambiente, a migliorare anche la qualità del servizio. Le segnalazioni dei cittadini per guasti sono scese del 56% grazie a un sistema di telecontrollo e manutenzione preventiva attivo 24 ore su 24. Un po' alla volta la situazione sta andando a regime, naturalmente non è l'ottimo, ma si lavora in quel senso. Avevamo ereditato un impianto con fortissimi problemi, molto arretrato, in parte lo ancora, ma l'aver aderito alla convenzione Consip con la ditta City Green Light ci ha fatto fare un bel salto in avanti. Il progetto guarda a lungo periodo. Il contratto durerà 9 anni. Al termine l'infrastruttura resterà al Comune, che potrà beneficiare pienamente dei risparmi generati. Intanto sono già previsti nuovi interventi a partire dal rinnovo degli impianti più datati in alcune aree strategiche della città. Il prossimo passo è quello di progettare il rifacimento degli impianti con alimentazione serie in maniera tale da metterli in sicurezza ed efficientare i punti luce che li costituiscono. Stiamo lavorando con gli uffici tecnici per arrivare ad una soluzione che sia condivisa. Oltre 1 milione di euro investiti per una rete più affidabile, sostenibile e pronta alle sfide future. A Feltre la luce diventa anche un modello di innovazione urbana. Adesso gli eventi per i 150 anni del Museo Civico di Belluno.
10 anni dopo l'annessione del Veneto al Regno d'Italia, la città di Belluno si dotò di un museo per raccogliere le proprie memorie. Allora un atto di patriottismo. Molte furono le famiglie bellunesi che contribuirono con donazioni ad alimentarne le collezioni. La quadreria del medico bellunese Antonio Giampiccoli e la collezione di bronzetti, medaglie e monete del conte Carlo Miari, donate nel 1872, sono i nuclei fondativi del museo, che tutt'oggi comprende alcuni tra i capolavori più rappresentativi delle raccolte civiche. Sono passati 150 anni dall'istituzione del Museo Civico e per l'occasione l'anniversario sarà festeggiato sino a settembre con approfondimenti su storia, opere e protagonisti del prezioso scrigno di memoria, cultura e identità del capoluogo. Lo scopo di questa rassegna è quella di far conoscere meglio ai bellunesi, alla comunità di riferimento del museo, la storia del museo e fare in modo che in qualche modo si sentano anche più vicini all'istituzione, partecipando più attivamente anche alla sua vita. Una storia scritta e in parte da scrivere, che svelerà al pubblico particolari anche poco noti o inediti. Nel corso del Novecento il museo ha attraversato momenti difficili, 2 guerre mondiali, l'incendio del 1936 e il terremoto del 1937, che hanno comportato ristrutturazioni e riallestimenti delle collezioni. È un museo sempre giovane che poi circa 10 anni fa, nel gennaio del 2017, ha trovato una nuova allocazione nel prestigiosissimo Palazzo Fulcis, quindi era un dovere da parte nostra quello di celebrare questi 2 importanti anniversari, facendo conoscere alla cittadinanza e non solo questa perla, questo gioiello, questa autentica meraviglia di cui tutti i bellunesi devono essere orgogliosi. La rassegna inizierà venerdì prossimo alle 18 con la conferenza del professor Gianmaria Varanini, già docente dell'Università di Verona, che parlerà della nascita dei musei civici nel Veneto dell'Ottocento. In chiusura un aggiornamento sulla vicenda della 22enne che è stata trovata a terra dopo essere caduta dal balcone ed è in gravi condizioni, in serie condizioni ma fortunatamente non in pericolo di vita, a Ormelle. C'è una precisazione. I carabinieri hanno appurato, dicevamo che si stava cercando di capire se fosse stato un gesto estremo o un incidente. I carabinieri hanno appurato che si tratta di un semplice incidente. La ragazza ha riferito di essersi trovata sul balcone e di aver avuto un malore a causa di una ferita che si è procurata a una mano con la scheggia di legno della finestra e quindi di essere precipitata di sotto. Al momento è ricoverata in prognosi riservata, fortunatamente, lo dicevamo, non in pericolo di vita, ha delle fratture al bacino. Dunque è stato un incidente, quello della 22enne a Ormelle. Siamo davvero in chiusura, vi lascio come sempre al meteo, arrivederci.